Tanti auguri Emilio, vuol dire qua, e trovarci qua ancora per tanti anni per festeggiare tutti insieme, vero? Addirittura, cari, addirittura. 104 anni e non sentirli, e non è retorica né esagerazione nel caso di Emilio Preo, cittadino più longevo di Salzano, che ha festeggiato il compleanno assieme ad amici e parenti e al sindaco Luciano Betteto al centro anziani del paese. La sua è una vita ancora attivissima. Ma lei gira ancora, guida una specie di motorino? Sì, vero, sì, scooter se vuoi venire in paese, toma il pane, andare, oppure venire qua a fare una partita di carte. Ma poche volte perché ho da fare in casa, e dei mestieri da fare. La vita di Emilio è stata quasi tutta consacrata al lavoro. Del 24 è morto mio papà, che ha 9 anni. Del 27 è morto anche mia mamma. E sono stato qua a nonna. Ecco, e ora invece una volta lavorare sui campi, scuola, avere la seconda classe, basta che tu potessi fare il tuo nome, basta lavorare sui campi. Poi gli anni difficili della guerra, prima in Jugoslavia e quindi in Sardegna. C'era una famiglia che è un fiore che via qua in Jugoslavia lo aveva. E ora sta famiglia mi dava il chenin per aria. Emilio ha 3 figli e 2 nipoti. Le sue gioie più belle sono quelle legate alla famiglia. Ricordo più bello, non so neanche mi guardo che sia il più bello che vuoi, vero, Andy? E certo quando che mi vuoi sposare? Certo, qui va, cosa? Vergine.